Seconda prova del CDS categoria allievi ospitata e dominata dall'Atletica Vicentina che conferma la doppia leadership veneta e si candida a schierare sia la formazione maschile che quella femminile nella finale scudetto di Saronno dell'11 e 12 giugno. Molto bene, soprattutto la femminile che è candidata a grandi cose a livello nazionale, quindi per oggi noi per la femminile è un po' una prova generale per la finale, per la maschile stiamo lottando comunque per raccogliere più punti possibili, quindi c'è molto comunque ancora da fare. Quest'anno il punto di forza dell'Atletica Vicentina siamo noi donne, abbiamo una squadra molto forte, soprattutto il settore delle corse è molto forte, ragazze molto determinate, ma tutta la squadra è veramente determinata a fare bene. Ed Ottavia è una delle stelle di una squadra compatta e ben allestita. Nelle immagini la vedete nel salto in alto, ma sono altre le discipline su cui punta a livello individuale. Sono rimasta un po' delusa, ma vabbè, non importa, perché in questo periodo ho qualche problema al piede. Però speriamo di guarire perché a luglio ci attende l'appuntamento dei mondiali allievi a Lille in Francia, dove ho conseguito il minimo nel triplo e nel lungo, e quindi speriamo insomma di raggiungerli in forma. E per una ragazza che festeggia il minimo in ben 2 gare ce n'è un'altra che per 3 centesimi non ce l'ha fatta. È Maria Paniz, prima nei 100 ostacoli con il tempo di 14,13. 3 centesimi è tanto così vabbè, però sono contenta. Magari lo faccio, magari no, non lo so. Boh, corro. E tra le allieve terza piazza per la Vis Abano, società padovana che conferma il buon lavoro del proprio vivaio, soprattutto al femminile. Ma i maschi non mollano, come ci conferma Alessio Antonello, primo nel salto con l'asta, una delle discipline più tecniche dell'atletica leggera. Le ragazze stanno andando abbastanza bene, noi ragazzi ci dobbiamo impegnare un po' di più per se vogliamo avere una finale o a 1, a 2 o a 3 italiani. Oggi sono riuscito a rifare il mio personale che è 3,50, ho provato di 3,60, non mancava tanto, però dai, sono contento. La prima paura quando un ragazzo comincia è quella di dire ma se cado fuori al materasso, se così. Ma quello che si dice sempre è che non si comincia subito saltando 5 metri, si comincia da 1,5 metri, 2 metri, per cui si imparano le cose piano piano e dopo basta provare la prima volta e sicuramente la disciplina attrae, per cui non ci sono grossi problemi, insomma, perché è come andare in giostra, dico io, per cui basta provare una volta e la cosa piace subito. Puntata dedicata alle discipline tecniche, questa di zona atletica, ed allora ecco il salto triplo, dove è l'Atletica Nevi, terza in classifica generale tra gli allievi, a piazzare ben 2 atleti sul podio. Sono contento per il risultato, sono serie di salti, sempre vicino a quella misura 13,20, ho fatto 13,07 prima, vicino ai 13 degli altri, e ho vinto così, per fortuna. E anche la Nevi, la società con cui corro e salto, è posizionata bene. Alla prima giornata del CDS siamo arrivati terzi, di poco sia dalla seconda che dalla prima, e speriamo di migliorarci.